Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. La Giunta Comunale di Cosenza ha approvato la delibera che consente l'esproprio delle case abbandonate del centro storico. Saranno ristrutturate e consegnate a studenti universitari e giovani coppie. Consegnati 14 alloggi a Catanzaro, si tratta di abitazioni ristrutturate dall'Aterp e consegnate ad altrettante famiglie presenti nell'apposita graduatoria comunale. Per fronteggiare la crisi idrica nei comuni presilani, la Sorical ha istituito unitamente ai primi cittadini una task force che avrà il compito di vigilare sul corretto utilizzo del prezioso liquido. Individuati i presunti autori dell'omicidio di Giuseppe Canale, ucciso il 12 agosto 2011, i carabinieri hanno fatto piena luce anche sul movente dell'uccisione. Il procuratore aggiunto di Reggio Calabria parla del recente fatto di sangue a Seminara e traccia una mappa dell''ndrangheta in Calabria ed esclude che Cosenza sia un'isola felice. Avrebbero intascato la pensione di parenti deceduti, 5 persone denunciate nel Cosentino alla Guardia di Finanza, c'è anche chi ha intascato 90.000 euro. Beffata da squadra ionica calabrese, il Tribunale della Federcalcio ha dichiarato l'improcedibilità nei confronti del Chievo per la vicenda plusvalenze. Buonasera dalla redazione TG10, dunque le importanti novità per il centro storico di Cosenza in apertura di questa edizione del telegiornale, restyling della città vecchia, il Comune può espropriare le case abbandonate già destinatarie di ordinanze di sgombero. La delibera della Giunta Municipale prevede anche il recupero e la ristrutturazione degli immobili che saranno destinati a studenti e famiglie. Sentiamo. Case pericolanti e abbandonate nel centro storico di Cosenza, un pericolo per l'incolumità dei cittadini, mura a rischio crollo consumate dal tempo, ricettacolo di rifiuti su cui i proprietari, nonostante gli avvisi del comune, le ordinanze di sgombero non sono intervenuti. Palazzo dei Bruzzi dichiara guerra al degrado e con una delibera approvata dalla giunta municipale ne decide l'esproprio. Questi immobili saranno recuperati e destinati a studenti universitari e giovani coppie. L'operazione centro storico, partita con la contestata zona traffico limitato, continua. Obiettivo dichiarato del sindaco Mario Chiuto è quello di rendere la parte antica della città attrattiva, sono parole sue, al pari del centro cittadino. Nel provvedimento varato dalla giunta si precisa: gli immobili saranno recuperati grazie a fondi strutturali dell'agenda urbana e di fondi immobiliari che si occupano di questo tipo di investimenti. L'idea in realtà esiste già nella legge che si vuole applicare e che prevede la possibilità per studenti universitari fuori sede meritevoli ma con ridotte possibilità economiche di abitare nelle case recuperate e ristrutturate del centro storico. La stessa normativa supporta le giovani coppie. Stiamo attuando concretamente, dice il primo cittadino, con azioni mirate il nostro progetto complessivo di riqualificazione del centro storico, dove porteremo nuove abitazioni e nuovi servizi che apriranno una fase di rivitalizzazione. E di case parliamo anche a Catanzaro, dei 14 alloggi dell'Aterp consegnati questa mattina, unitamente appunto alle case che sono arrivate, state consegnate alle famiglie presenti in un'apposita graduatoria comunale. Sentiamo. Questa è la chiave di casa, d'accordo? Possiamo entrare? Che dobbiamo prevedere? L'ingresso andiamo insieme? Ok, entriamo? Ok, va bene. L'accompagno, Ecco il momento in cui l'assessore regionale alle infrastrutture Roberto Musmanno consegna la chiave del primo alloggio dell'Aterp a Catanzaro in via Isonzo, 14 in tutto gli appartamenti ristrutturati grazie alle operazioni di attuazione del protocollo per il contrasto e la prevenzione delle occupazioni abusive nelle abitazioni di edilizia residenziale pubblica nel capoluogo calabrese, firmato il 20 dicembre 2016 da Regione e Prefettura di Catanzaro, Comune di Catanzaro e Aterp Calabria. 40 in tutto gli alloggi consegnati lo scorso febbraio, che con gli ulteriori 14 appena ristrutturati dall'Aterp sono stati affidati agli aventi diritto a seguito dell'esito della graduatoria definitiva del Comune di Catanzaro. Adesso è importante anche sedersi intorno a un tavolo con l'amministrazione comunale per cercare di intervenire non solo sugli edifici che ovviamente
competenza Aterp, ma anche per garantire una maggiore fruibilità del quartiere. Alla cerimonia di consegna, oltre all'assessore Musmanno e al commissario straordinario di Aterp Calabria Ambrogio Mascherpa, hanno partecipato anche l'assessore comunale Danilo Russo e il comandante della compagnia dei carabinieri di Catanzaro Antonino Piccioni. La restituzione a un patrimonio pubblico di 54 unità abitative per un intervento di riqualificazione significativo rappresenta un momento importante, ma il quartiere necessita anche di ulteriori interventi. Sentite gli abitanti cosa dicono. Qua ci vogliono telecamere, lampioni, che siamo al buio, cioè non lo so, ditemi voi. Fanno le promesse, poi gli dice un problema, non è competenza nostra, allora di chi è? Solo ma vi firmiamo le case che ce l'avete consegnate e basta, siete in telecamera, belli, puliti e poi basta, avete fatto la vostra faccia. A poca distanza, infatti, ecco cumuli di immondizie e degrado. Servono interventi anche per riqualificare queste zone periferiche. La crisi idrica nelle zone presilane, la Sorical ha istituito insieme ai sindaci una task force che avrà il compito di vigilare sul corretto utilizzo del prezioso liquido. L'istituzione di una task force è un piano straordinario di interventi per affrontare l'emergenza idrica nel comune di Cotronei. Questo in sintesi quanto si è deciso nella riunione convocata dal commissario liquidatore della Sorica Luigi Incarnato con i sindaci di Cotronei, Caccuri, Castelsilano, Cerenzia e San Giovanni in Fiore. Una crisi che coinvolge anche altri comuni presilani approvvigionati allo stesso schema idrico. Il commissario ha richiamato tutti al senso di responsabilità e ad una collaborazione fattiva fra Sorical e i comuni per trovare soluzioni ottimali. La crisi idrica nasce da un calo delle portate del 25% e un aumento considerevole dei consumi. A Sorical spetta il ruolo di garantire una ripartizione equa e trasparente della risorsa disponibile e garantire il servizio nei 5 comuni. Da giugno, come avviene sistematicamente, si stanno registrando consumi considerevoli di acqua, probabilmente dovuti all'uso irriguo nelle aree rurali e sempre più spesso attraverso prelievi abusivi direttamente sulle condotte di adduzione. Per questo i tecnici della Sorical e i rappresentanti dei 5 comuni supportati dai vigili urbani e dalla polizia provinciale effettueranno nei prossimi giorni controlli puntuali sulle condotte per verificare la presenza di prelievi abusivi. Nel corso della riunione inoltre si è deciso di ottimizzare l'utilizzo delle strutture comunali già esistenti, in particolare alcuni serbatoi in località Cavallaro al servizio del territorio di Trepidò, mai entrati in funzione al fine di realizzare accumuli e compensi della risorsa idrica disponibile e garantire il servizio in modo più razionale ed efficiente. Sarà eliminato inoltre un allaccio non regolare sulla condotta nei pressi del villaggio Baffa, su cui sono collegati non meglio precisate utenze e già oggetto di denuncia ai carabinieri. Sorical ha fatto sapere inoltre che avvierà un controllo serrato su tutta la rete di grande adduzione nel giro di una settimana al fine di verificare la presenza di rotture o prelievi abusivi. Maxi sequestro da parte della Guardia di Finanza di Reggio Calabria a imprenditori attivi nel campo degli appalti pubblici. Sentiamo. I militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Reggio Calabria e del Servizio Centrale Investigazioni Criminalità Organizzata hanno sequestrato il patrimonio riconducibile a primari imprenditori della piana di Gioia Tauro operanti nel settore degli appalti pubblici. Il sequestro è stato disposto dalla Procura Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria. I finanzieri hanno sequestrato il patrimonio costituito da imprese commerciali, beni mobili e immobili e disponibilità finanziarie, riconducibile al gruppo Bagalà di Gioia Tauro, in particolare Giuseppe Francesco Luigi e Francesco Bagalà, rispettivamente di 61 anni, di 28 anni, di 72 anni e 41 anni. Complessivamente con i provvedimenti è stato disposto il sequestro di 5 imprese commerciali operanti nel settore della realizzazione di grandi opere edili e infrastrutturali, quote societarie relative a 6 imprese, 161 immobili, 7 autovetture e beni di lusso, rapporti finanziari e assicurativi, disponibilità finanziarie per un valore complessivo di 115 milioni di euro. Nel corso degli anni, spiegano gli investigatori della Guardia di Finanza, avevano accumulato la loro fortuna imprenditoriale grazie all'abbraccio affaristico e di interesse con la maggiore cosca di 'ndrangheta del mandamento tirrenico, quella dei piromalli. Forte di tale indissolubile legame sedimentato nel tempo, è risultata certamente funzionale alle finalità associative di monopolio economico del territorio nel settore delle pubbliche commesse, assumendo in rapporto con la cosca dei piromalli un carattere
stabile, continuativo e fortemente personalizzato. Individuati i presunti autori dell'omicidio di Giuseppe Canale, ucciso il 12 agosto 2011, i carabinieri hanno fatto piena luce anche sul movente dell'uccisione. Importanti novità arrivano dall'indagine sull'omicidio di Giuseppe Canale, avvenuto a Gallico il 12 agosto 2011, fatto che diede conferma di uno scontro interno alla cosca Condello-Chirico. Dopo gli arresti compiuti nel novembre scorso, in manette erano finiti 6 uomini accusati a vario titolo di essere mandanti ed esecutori materiali dell'omicidio. I carabinieri del comando provinciale di Reggio Calabria e i loro colleghi dello squadrone eliportato cacciatori di Vibo hanno arrestato oggi altri 3 soggetti, indicati come coloro che avevano condiviso e contribuito a decidere l'uccisione di Canale. I 3 sono Antonino Crupi, 35 anni di Reggio Calabria, Giuseppe Germanò, 48 anni, anche lui reggino, e Diego Zappia, 33 anni, di Oppido Mamertina. Il lavoro degli investigatori dell'Arma, coordinato dalla Procura distrettuale antimafia di Reggio, è stato eccellente. C'è voluto tempo, ma alla fine il cerchio è stato chiuso. I carabinieri e i magistrati hanno acquisito le dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia, ma hanno anche prodotto sul campo un'investigazione caratterizzata da tecniche tradizionali. Un lavoro certosino che ha permesso di ricostruire il mosaico. Ed ecco quanto è stato scoperto. Giuseppe Canale era diventato un personaggio scomodo al gruppo di 'Ndrangheta, al cui vertice c'era fino a stamattina Antonino Crupi e c'era stato Domenico Marcianò, arrestato nel già citato blitz di novembre. I 2, e non solo loro evidentemente, ritenevano che Giuseppe Canale fosse stato l'esecutore materiale dell'assassinio di Domenico Chirico, ucciso il 20 settembre del 2010. Chirico, suocero di Antonino Crupi, era un elemento di vertice dell'omonima cosca da sempre operante a Gallico. L'operazione di oggi ha portato alla contestazione anche di altri reati, detenzione e porto di armi clandestine, da guerra e ricettazione, commessi con l'aggravante del metodo e delle finalità mafiose. Quella che arriva da Gallico è purtroppo l'ennesima storiaccia di 'Ndrangheta e morte. E la 'Ndrangheta è la più internazionale delle mafie, quanto affermato ai nostri microfoni dal procuratore aggiunto della DDA di Reggio Calabria, Giuseppe Lombardo, che si è soffermato poi sul recente fatto di sangue avvenuto a Seminara, tracciando una mappa del malaffare della nostra regione. E il procuratore esclude che Cosenza sia un'isola felice. Oggi ci sono strumenti importanti e una legislazione voluta per contrastare la 'Ndrangheta, che tra le mafie è quella che fa scuola e più delle altre conquista mercati e genera profitti, la mafia più internazionale di tutte, lo ha detto il procuratore aggiunto della direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria, Giuseppe Lombardo, a Cosenza. La costante lotta tra lo Stato e l'antistato che passa attraverso l'aggressione di patrimoni, seguendo rotte che attraversano l'oceano. La 'Ndrangheta, che in Calabria è tornata a far paura dopo l'agguato di sabato scorso a Seminara, in cui è stato freddato Giuseppe Fabio Gioffrè, vecchia conoscenza delle forze dell'ordine, e in cui è rimasto ferito un bambino di 10 anni. In paese si teme una nuova scia di sangue e una nuova guerra di mafia. Del singolo episodio noi ovviamente non possiamo parlare, diciamo che le dinamiche criminali, come le dicevo prima, sono in continua evoluzione e quindi dobbiamo essere sempre molto attenti a seguire situazioni locali che possono ovviamente poi portare, innescare problematiche di varia natura, anche molto gravi. La città dei Brutti sembra lontana dalle logiche degli agguati sanguinari, Cosenza isola felice, lontana dalle infiltrazioni di 'Ndrangheta. Cosenza ha sempre avuto un ruolo importante che non è ovviamente parificabile a quella che può essere la provincia di Reggio Calabria, ma che sulla base di collegamenti molto forti con la 'Ndrangheta reggina ha sempre mantenuto, voglio dire, un ruolo di grande rilievo. Non trascurerei la provincia di Cosenza tra i territori dove la 'Ndrangheta è presente e soprattutto si muove con grande decisione. Un altro procuratore, Nicola Gratteri, prendendo spunto dalle ultime indagini e operazioni sulla droga nel Vibonese, parla della sua contrarietà alla legalizzazione delle droghe leggere.
Le ultime operazioni delle forze dell'ordine che confermano come il territorio della provincia di Vibo Valentia sia utilizzato dalla criminalità quale terreno di coltivazione della marijuana e soprattutto la recente operazione della DDE di Catanzaro che ha inferto un duro colpo alle attività del clan Mancuso hanno offerto l'occasione al procuratore Gratteri di tornare con forza su uno degli argomenti sui quali pone grande attenzione. Gratteri, fiero oppositore della legalizzazione della cannabis, spiega quanto a suo parere l'uso sistematico di marijuana crei nei giovani pericolose devastazioni mentali, mentre l'attuale normativa si presta ad essere facilmente aggirata, inserendosi con grande facilità tra le maglie larghe della legge che consente di aprire siti internet con negozi che vendono marijuana cosiddetta light, occasione che ha fornito ad Emanuele Mancuso, ad esempio, la possibilità di realizzare le sue coltivazioni recentemente sequestrate dall'ultima operazione. Questa indagine vi dimostra la grande facilità, le maglie larghe della legge che consentono la possibilità di aprire questi siti internet, di avere questi negozi che vendono marijuana light e poi questa indagine dimostra ancora una volta gli sfasci che crea l'uso sistematico di marijuana nella testa dei giovani, dei ragazzi, perché ad esempio in questa indagine emerge come una ragazza con l'uso sistematico di marijuana ha il cervello devastato, perché l'uso sistematico di marijuana, è provato dal punto di vista scientifico, riduce lo spessore della corteccia cerebrale, che è la parte del cervello dove risiede la memoria. Ecco perché molte volte i ragazzi la usano proprio per dimenticare, per non ricordare. La mattina alle 10 sono come dei pugili suonati e non ricordano quello che hanno fatto la sera. Ennesimo incidente sul lavoro in Calabria, questa volta la vittima è un cinquantenne, successo a Borgia. Aveva 50 anni Orlando Danieli, l'operaio morto questa mattina in un incidente sul lavoro in località Brisella di Borgia, centro in provincia di Catanzaro. L'uomo è morto in un cantiere edile, dove si stavano effettuando alcuni lavori per un muro di recinzione. Le cause dell'incidente sono ancora da chiarire. Non si è ancora capito se è stato travolto mentre lavorava al rifacimento del muro a causa di incedimento o se sia accaduto da un'impalcatura utilizzata per intervenire sul muro di contenimento. Pare in ogni caso che nell'incidente si sia ferito gravemente, trafitto da un tondino di ferro che gli si è conficcato nel petto. Inutili soccorsi, l'uomo è morto sul colpo. Sono in corso accertamenti per stabilire l'esatta dinamica della tragedia. Sul posto, oltre al medico legale, è intervenuto anche l'ispettorato del lavoro. Altri fatti di cronaca nei nostri 100 secondi, vediamo. Un sessantenne ha incassato oltre 90.000 euro illecitamente percependo la pensione del padre deceduto nel 2010. 5 le persone indagate nel Cosentino. La truffa all'INPS scoperta dalla Guardia di Finanza di Cosenza, che ha sequestrato 280.000 euro ai soggetti che avrebbero continuato a percepire le indennità pensionistiche anche dopo la morte dei familiari. Il nucleo di polizia economico-finanziaria di Reggio Calabria della Guardia di Finanza e lo SCICO hanno eseguito un sequestro di beni del valore complessivo di 115 milioni di euro riconducibili al gruppo imprenditoriale Bagalà. Il sequestro riguarda 6 imprese, 161 immobili, tra fabbricati e terreni, 7 autovetture di lusso e 4 orologi, insieme a rapporti finanziari e assicurativi e a varie disponibilità finanziarie. Con l'accusa di detenzione e coltivazione di canapa indiana, la polizia ha arrestato a Rossano un anziano di 79 anni e una trentenne di origine dominicana residenti in Italia. Nel corso delle perquisizioni gli agenti hanno trovato e sequestrato circa 500 grammi di marijuana già essiccata e 3 grandi piante di canapa indiana fresche di taglio pronte al processo di essiccazione. A Cosenza presentata l'ultima fatica letteraria del giornalista e scrittore Arcangelo Badolati, Santisti e 'Ndrine, edito dalla Pellegrini. Vediamo. Ragnatela, 'ndrangheta, infiltrazioni e rapporti insospettabili, il fil rouge della narrazione dell'antistato della Calabria potente e invisibile nel nuovo libro di Arcangelo Badolati, Santisti e 'Ndrine, Narcos, massoni deviati e killer a contratto, edito da Pellegrini e presentato nella suggestiva cornice di Villa Rendano a Cosenza, pagine in cui le parole svelano tensioni e rapporti tra 'ndrangheta e massoneria deviata, raccontano dell'affair rifiuti tossici e ancora i tentacoli del
del potere e la politica, storia che apre ad altre storie. Il presente e il passato insieme è un libro con 350 pagine solidissimo che racconta dai grandi boss americani ai modernissimi boss calabresi, passando per figure classiche, Antonio Magri, Mommo Piromalli, personaggi come Franchiello, Frank Costello, Albert Anastasia, i trafficanti di droga attuali, i killer a contratto, anche quelli che hanno avuto rapporti con la massoneria deviata, il traffico delle scorie radioattive, le autobomba, i pentiti uccisi. Insomma, è un lungo viaggio nella storia di questa mafia potentissima che è la mafia calabrese. L'evento culturale partecipato nel tramonto della sera di luglio si è arricchito degli interventi del procuratore aggiunto della direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria Giuseppe Lombardo, del docente universitario Giap Parini. A introdurre la serata a Ginevra Vercillo i lavori sono stati moderati da Antonietta Cozza, Santisti Endrile, non soltanto un libro da leggere ma un testo da consultare per gli studiosi del fenomeno criminale. E adesso il meteo per le prossime ore con gli esperti meteo in Calabria. Ben ritrovati da meteoincalabria.it. Anche nelle prossime ore le temperature si manterranno gradevoli e sotto le medie del periodo, in un contesto di locale instabilità. Vediamo quindi le mappe in dettaglio. Domani ancora possibili rovesci sparsi su Vibonese e Regino Tirrenico, sereno poco nuvoloso altrove, salvo possibili rovesci pomeridiani su Pollino e Sila. Temperature stazionarie. Passiamo ora alle mappe di mari e venti. Domani mosso il Tirreno, poco mosso lo Ionio. Venti deboli o moderati, prevalentemente da quadranti settentrionali. Per ulteriori dettagli consultate il sito meteoincalabria.it. Grazie per l'attenzione, appuntamento a domani. TG che finisce qui, ci vediamo nelle prossime edizioni, grazie per la vostra attenzione, arrivederci e buona serata. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.